Perciò è stato evocato il convitato di pietra, il cibo. Dobbiamo chiamare necessariamente Giovanni Rana, fondatore del pastificio Rana, cavaliere del lavoro, una storia di impegno e passione, un percorso che è cominciato in Italia, a Verona, poi ha conquistato l'Europa, adesso è approdato negli Stati Uniti. Il gruppo Rana è leader nella pasta fresca in Europa e i cardini del suo successo sono proprio comunicazione e attenzione per la qualità sposate con l'innovazione. Ed è, ultimo ma non ultimo, continuo a usare l'italiano, socio dell'Assip. Sono fondatore dell'Assip. Sì, socio fondatore dell'Assip. Come Carlo Veronesi, Dunque, come Carlo. Devo dire la mia storia. Lorenzetto, Come ha fatto quello che l'azienda da vuoi, Verona quello che vuoi. a conquistare gli Stati Uniti? quello che vuoi. È ormai un personaggio puro. Anche dell'America. no, anche dell'America, perché una ormai cosa, ho scritto 4 libri nella mia storia, dunque i veronesi le sanno un po' tutte, sanno che prima di tutto sono una buona forchetta e i miei 100 kg li porto. Sentire il professore qua mi è venuto un po' i brividi, ma però finora, ringraziando il cielo, insomma, vedo che vado avanti, anche se ben che porto qualche chilo in più. Ma comunque lo faccio per i miei consumatori, perché dico sempre, il sacrificio lo faccio, mangio, provo. Infatti, dicevo ieri, sono andato a un concorso di poesie dialettali ieri sera, non ho dato il pennino d'oro, non so perché, io non ho mai scritto poesie, però ne ho scritto 200, però faccio 200 ricette di tortellini, dunque ogni ricetta sicuramente è una poesia, perché dico una poesia dialettale o italiana, dico comunque non c'è tanta differenza, perché ogni ripieno deve avere la sua sfumatura, adesso le facciamo per gli inglesi, facciamo per i francesi che sono sempre critici, per gli spagnoli, adesso facciamo anche per gli americani, pensate, però noi ci chiedono sempre, voi siete bravi pastai, siete bravi gastronomi e voi dovete interpretare i nostri palati, perché non è mica vero che i tortellini che fa la nonna, che faceva la nonna, va bene anche per gli americani. Sì, va bene sì, però devi interpretare i suoi sapori. Infatti noi in America adesso abbiamo aperto che 3 anni con discreto successo e facciamo dei tortelloni grossi, ravioli da 14 grammi. Dico, porca miseria, ma perché dico 14 che triboliamo come i cani per farli, perché questi grossi dico, li facciamo da 8 grammi, che se ne mangia uno alla volta, no, ne vogliono da 14 grammi, ci li pagano e noi dobbiamo soddisfare. Dico, ma perché devo mangiarli? Perché non mangiano tutti, devono aprire in 3 pezzi. Dico, ma gli americani sono fatti così, tutto grande. Facciamo facciamo dei sughi del pesto alla genovese, vogliono pesto alla genovese, sugo veramente italiano. Dunque prendiamo olio italiano, tutto italiano, e facciamo il pecorino italiano, tutto il ligure, tutto a posto, dobbiamo fare. Loro vogliono confezioni, noi facciamo confezioni da 1,5 etti, loro una libra, adesso no, la libra è 4 etti e rotti, adesso non è più contenti, da 6 etti adesso le vogliono. Dunque il frigo, a me che hanno i frighi sembrano armadi loro, e mettono dentro e lì le mettono sul pancaré, mettono il fuoco, perché loro sughi di carne non è che vanno amati, ma questi sughi, questo sugo che le piacciono molto, vabbè, e noi lo facciamo, ben aliato, perché se uno ha la fidanzata americana lì non so come se la cava, perché mangiare quei taglio lì, però a loro le piace così e noi le facciamo, ecco, dobbiamo adattare. Ecco, dico, la poesia si è sempre spostata, si sposta continuamente. Ecco, io quando ho cominciato la mia azienda, pensiamo 50 anni fa, 52 ormai, non pensavo neanch'io arrivare a quel punto qua. L'unica pecca è che insomma a scuola sono andato poco, perché allora non era tanta abitudine andare a scuola, perché dovevi andare sotto padrone, e allora insomma a 13 anni io facevo già il pane, ma comunque è stata una gran cosa, perché avevo dei fratelli che mi hanno voluto bene
e mi hanno insegnato a fare il pane, e dopo, quando avevo 20 anni, 22, ho cambiato mestiere, ho fatto la pasta fresca, però le mani in pasta ce l'avevo sempre, ho cambiato tipo di pasta, ma però insomma avevo già una base. Però quando ho cominciato non pensavo neanche io da fare un successo, perché ho cominciato con 2 donne, 3 donne, così io avevo la fidanzata che mi dava una mano e lì torno garage abbiamo cominciato, no, una stalla, era una stalla del mio suocero che mi ha detto io ti do la stalla però devi mettertela a posto tu, perché non voglio niente d'affitto, però allora io insieme con un muratore e io facevo il manuale, la sera ho messo a posto questa stanza, sta a 40-50 metri, insomma, e così ho cominciato, però ho cominciato con 2-3 donne, 5 donne, avevo perfino 20 donne, 15 donne mi ricordo, le donne producevano 1,2 chilo di 1,3 chilo di tortellini, se non chiacchieravano, perché il problema era, dico, quando parlavano, dico, parlate con la bocca, no con le mani, perché gesticolavano e mi perdevano la produzione. Allora, roba incredibile, ogni tanto, tac, perché quando parlavano gesticolavano, la produzione mi mancava, è una lotta da matti, va bene, comunque non credevo più. Dopo un po' alla volta, il lavoro. A San Giovanni direi che sono stato, San Giovanni Lupatotto, sono stato direi un profeta in patria, perché tutti i lupatottini hanno subito apprezzato i miei tortellini, io li facevo solo con la carne, va bene, e lì è stato un successo immediato e mi ha incoraggiato questo. Ero col motorino, avevo preso un motorino usato, un Guzzino, che lo tengo ancora, e adesso ne ho comprato anche delle copie su internet, perché io ho preso in un ristorante a New York, a Londra, dappertutto, e allora però l'originale ce l'ho lì, e poi che me lo tocca lì, perché chi lo tocca muore. Quello lì è lì, e allora tengo ancora il mio motorino che ho iniziato, usato, ho dato 15.000 lire da un pensionato, insomma, vabbè, comunque usato. E non pensavo, si è sviluppato talmente, gli anni erano buoni perché appena finito la guerra, insomma, era già nel 60, cominciavamo insomma, ad avere bisogno di tutto, c'era quelli delle scarpe, continuo a fare le scarpe di San Giovanni Bototto, c'era quelli di jeans, c'era un mondo che si evolveva a talmente velocità e io ho pensato da fare che i tortellini, se perché c'era bisogno anche dei tortellini, c'era anche i veronesi che cominciava con i polli e lì c'era bisogno di mangiare capolli, era Carlo. E tutto sta un'evoluzione che direi era anni, direi io li chiamo anni di prati verdi, perché c'era veramente spazio per tutti, che adesso purtroppo non c'è più. Adesso c'è altre cose che dico ai giovani quando vengono, dico, una volta c'era spazio per tutti, adesso c'è sempre la raffinità, secondo me c'è sempre in mezzo la grande specializzazione, perché tanti vengono loro da me e dicono ma cosa sei capace di fare? Se è specializzato c'è sempre la speranza di avere un posto, perché se no uno è manuale, porca miseria, adesso abbiamo anche gli extracomunitari che ce ne un sacco e quelli si adattano a tutte le ore e lavorano la domenica, poi oggi lavoriamo e una parte sono sempre loro perché gli italiani fanno fatica delle volte a lavorare la domenica e il sabato, insomma, ecco, comunque bisogna adattarsi a certe cose. Comunque è un mondo che è evoluto talmente veloce che io naturalmente, povero fornaio, un'evoluzione talmente veloce che io non riuscivo a tenerci dietro. Per fortuna ho avuto l'intuizione da affiancarmi da persone, siccome per natura mia sono curioso, sono sempre anche un po' polemico, ma sempre curioso, e la curiosità mi ha portato anche al successo, perché mi affiancavo sempre da persone che sapevo che se ne sapeva più di me. Allora questa è stata la mia grande fortuna, e dico sempre ai giovani, forse l'umiltà è quella che ti aiuta molto, molto, sembra una cosa banale, ma specialmente me, che io non avevo preparazione di studi, non avevo preparazione perché dovevo affrontare vendite, marketing, innovazione dei macchinari, perché tante macchine le ho fatte io, insieme a Milano andavo su, che era una ditta sola che faceva macchine da tortellini, e c'era una signora anziana che aveva 82 anni, mi ricordo, e andavo là a rompere le scatole ai capi officina perché volevo un formato che infatti aveva un formato tipo rana, che è ancora, dico, il formato rana che ho inventato io, ho ideato io, insomma. E questi capi, dico, rana, perché rompere le scatole? Questa signora mi voleva bene, dice no, questo qua è un ragazzo che
Infatti ho fatto delle macchine che ha fatto successo, grazie anche al mio impulso forse. E così insomma è stato. Io non sapevo, non so come ho fatto ancora adesso mi trovo un'età che insomma abbastanza avanti, come facevo allora che avevo 24, 25, 22 anni. Dormivo poco perché bastava che dormissi 3-4 ore la notte, un'oretta appena dopo mangiare così, dopo andavo a letto e dico ma non so più cosa pensare, la mente mi si bloccava, riposavo 3 ore, mi prendevo d'energia, forse avevo un fisico che mi appoggiava insomma a queste cose insomma, e lì cominciavo idee, però nel momento dopo, per fortuna l'azienda si ingrandiva a vista d'occhio, prima facevo l'Italia a macchia del leopardo, dopo ho fatto delle innovazioni sempre create con la mia curiosità, con i tecnici eccetera, abbiamo avuto il prodotto che dura più di un mese, da 8 giorni, dopo un mese, con l'atmosfera modificata che è stata ideata sì, da noi insomma, io ho avuto l'idea, ma comunque stati i tecnici che mi hanno portato avanti e siamo entrati in tutta Italia, addirittura siamo entrati in Europa. Cosa succede? Che intanto veniva avanti mio figlio. Allora mio figlio cominciava a avere 24-25 anni, lui era preparato, ha fatto un po' di studi, allora dico vieni qua in azienda per carità, perché qua dico io non ce la faccio più perché dico vabbè, ho cominciato a prendere qualche direttore, qualche tecnico, però l'azienda cresceva, tale che mio figlio, fortunatamente, io sono sempre stato un po', come dico, coraggioso, si manca un filino di pazzia, ci vuole sempre, non so, una pazzia sana. I medici mi hanno detto pazzie sane non ce n'è, insomma comunque chiamatelo come volete, insomma ci vuole sempre un po' un coraggio estremo, chiamiamolo come volete, insomma. Però mio figlio è venuto lì e ha ereditato proprio, forse la gran maggioranza, la pazzia mia. Allora ho detto, ora siamo in barca insieme e dico, stiamo andando ancora adesso. Adesso lui tutto il progetto dell'Europa e il progetto americano è tutto merito suo, perché io mi sono fermato all'Italia e ho fatto l'Italia e lui ha fatto tutto il resto del mondo. E questa è la mia storia, insomma, una storia che ha fatto, adesso siamo andati in America, adesso lo dico perché anche con orgoglio, in 3 anni siamo passati, insomma, quest'anno chiudemmo con 150 milioni di dollari, dunque non è una cosa in 3 anni, insomma siamo diventati i secondi competitor dopo la Buitoni negli Stati Uniti, siamo noi, adesso all'Expo abbiamo fatto una conferenza, ci ha esaltato Celi, quel famoso del Cibos di Parma, insomma era con orgoglio, ha parlato dell'olio, abbiamo parlato di tutti i prodotti che esportiamo italiani eccetera, ma ha parlato con orgoglio di Giovanni Rana che insomma ha fatto questo passo gigante e adesso vado al 27, al 28 sono a New York, abbiamo un ristorante della Madonna, perché abbiamo 140 persone che lavorano. Abbiamo una formula sempre ideata da noi, pastificio con cucina. C'è un piccolo pastificio che li abbiamo allenato, abbiamo portato sui nostri pastai, adesso c'è un messicano bravo, viene lì alle 4 mattine, fa 3-4 quintali di pasta al giorno, e lì vende sul negozio e dopo fa il takeaway, porta via, oppure c'è 140 posti a sedere. Abbiamo 140 persone, caspita, perché abbiamo 2 turni, abbiamo 3 manager che comanda, vi dico un piccolo stabilimento. E lì sta funzionando bene perché abbiamo il Times che ci ha fatto un bell'articolo, c'è i buyer di grandi catene che vengono lì, direi che è stata la fonte anche di poter farsi conoscere negli Stati Uniti. È stato un successo veramente, che è stata un'idea geniale, che dopo a Chicago abbiamo fatto un stabilimento che già adesso abbiamo quasi 300 dipendenti. E dunque è una cosa che in 3 anni, ragazzi, e poi la burocrazia là non esiste. Quando andavamo a fare i capannoni qua, forse qualche industriale, qua, Carlo sì, ma quando andavo là al comune a Bartlett, noi siamo il comune di Bartlett, lì a mezz'ora da Chicago, quando eravamo in comune, là non c'è sindaco, non c'è commissione tecnica, c'è uno ha detto, sarà un architetto penso, e portavo la carta da fare questo
abbiamo preso un capannone nuovo, che aveva in mano la banca lì, e portavamo lì un disegno così, dicevano altri, una carta da formare, disegno così, no? E il disegno là, dico, un attimo, volevo fare così. E allora diceva questo qua, e fatelo. Un attimo, proprio erano proprio in abiti, ma come fatelo? Dico, sì, no, fatelo bene, si intende proprio. Portando bene, timbro, e avanti. Allora avevamo le macchine ordinate in Italia, perché le macchine sono italiane, le macchine da tortellini, tutto, perché in America non esiste mai. E questo qua noi abbiamo detto, sì, falli, tanto hanno abituati che le procedure sono tipo italiano, vanno avanti mesi e mesi, e invece era talmente veloce che questi qua hanno messo a fare straordinari per darci le macchine, continuavano a dire, guarda che è pronto il capannone, viene giù, ma come fate, com'è possibile? In Italia 4 anni, 3 anni, e là in 8 mesi abbiamo fatto tutto, ma una roba incredibile. Questa è l'America, insomma, ecco. L'America ti domandano quanta gente prendi, quanti se paghi le tasse, perché ragazzi, tutto si può fare, ma le tasse bisogna dimenticarsi a fare i furbi, perché come dicevano altri, nel Veneto non bisogna fare i mona, perché là te sega subito di dire. Vabbè, è così, l'America è fatta così. Bene, grazie per questa pirotecnica testimonianza.